Sopra la bara la maglia con la sua foto, quella maglia che lui aveva tanto voluto e che aveva indossato per il suo 18° compleanno. Un giorno di festa quello, tanti sogni, tanti desideri. Tutto è finito quel maledetto giorno, quando l'auto si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura, ad avere la peggio Massimo Pizzola alla guida dell'appunto, accanto al giovane l'amico di sempre, ferito gravemente e ricoverato tuttora all'ospedale cittadino. Le sue condizioni sono migliorate, ma non è potuto essere fisicamente presente per l'ultimo saluto a Massimo. Fisicamente, perché nel cuore e nell'anima lui era lì, accanto alla persona con la quale aveva diviso e condiviso parte della vita. Ed oggi, nella chiesa parrocchiale di San Fiordi, sotto l'ultimo saluto al 18enne. Tantissima gente, molti giovani, sia i compagni di scuola dell'istituto Ipsia di Vittorio Veneto che gli amici di Software. E le parole di Guccini, canzone per un'amica, letta dal parroco di San Fior. Pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi e che come allora sorridi. Se lo dice Guccini, lo dice Gesù Cristo, almeno a uno di due dovrei dare qualche fiducia. Poi le rose bianche in mano agli amici ed i palloncini lasciati volare in cielo con tante frasi: rimarrai nel mio cuore, sarai il mio tutto per sempre. Le lacrime ed il dolore di chi con Massimo ha vissuto questo tragitto, seppur breve ma pieno di emozioni. Massimo lascia i genitori del fratello e tantissimi amici che ancora si domandano perché. Fuori dalla chiesa ad attenderlo moltissima gente, tutti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.